credo che il discorso sia che abbiamo bisogno di, adesso dirò una cosa terribile, bisogno di verità. Abbiamo bisogno di sapere e di capire e di poterci fidare. Racconto soltanto questa cosa brevissima, perché a Baghdad, durante i bombardamenti, Al Jazeera dà la notizia che gli americani hanno colpito e distrutto un ospedale pediatrico con dentro i bambini appena nati, le incubatrici, le donne che stavano per partorire. Noi corriamo e scopriamo che in realtà l'ospedale era stato evacuato da un mese. La differenza è questa, e avere qualcuno che corre in quel posto e che ti racconta che la notizia è una fake news e che ti racconta che l'ospedale era vuoto e non c'era nessuno. E io credo che questo bisogno ci sia e ci sarà sempre. Quindi il bisogno dei giornalisti alla Terzani ci sarà sempre, perché tu devi raccontare e devi avere soprattutto quella linea rossa che adesso non vediamo, che adesso sembra non esista più e che è una delle cose che mi angoscia di più a fare il mio mestiere. E questa cosa del falso e del vero, delle fake news, per cui in realtà alla fine sembra che non esista più niente di vero, che non ci sia assolutamente più, che dipenda dal punto di vista, da come... Non è così, non è così. Terzani ha scritto e ha riconosciuto di essersi sbagliato. Questa è la linea rossa. Riconoscere come succede a noi. Anche perché nessuno ha in tasca la verità. Nessuno ha in tasca la verità, però uno deve avere l'onestà di cercarla e il bisogno di chi legge, di chi ci guarda, di chi ci ascolta, di chi ci cerca. E questo di denunciare la fake news e la falsità e di con umiltà, con gli sbagli, con la nostra imperfezione, di invece cercare di raccontare quello che succede veramente, che può essere anche raccontare un paese che vota Trump, raccontare un paese che decide di uscire dall'Europa o raccontare un paese che dice no al fascismo. E questa, secondo me, questa è la linea che con la sua vita Tiziano ci lascia da percorrere.